ovviamente siamo orgogliosi e ringraziamo il Presidente della Repubblica perché dimostra la vicinanza ovviamente alla nostra terra, ma penso a un pezzo di storia del Paese che non è soltanto il terremoto, ma tutto quello che è seguito al terremoto, la capacità di costruire, di rialzarsi e di ripartire. La gioia e l'orgoglio per Mattarella a Gemona il prossimo 6 maggio, alla celebrazione dei 50 anni da un evento che per il Friuli fu catastrofico, ma che la gente friulana seppe trasformare in un modello di rinascita, rimboccandosi le maniche e pensando a ricostruire prima le fabbriche e poi le case. L'Italia crede e guarda come modello il Friuli dopo post-terremoto. Ci teneva personalmente Fedriga ad avere Mattarella in regione per questa occasione così sentita. Se ne è occupato personalmente insieme al portavoce Petiziol che ha sistemato gli ultimi dettagli con il Quirinale. Una visita, quella del Presidente della Repubblica, di cui sottolinea l'importanza anche il Ministro Ciriani. Ringrazio il Presidente della Repubblica di aver accolto l'invito della nostra regione, del Presidente Fedriga di essere presente, celebrare i 50 anni di quella ricorrenza sempre del Presidente della Repubblica è una grande gioia, una grande soddisfazione, ripeto, un motivo d'orgoglio per la nostra terra, anche perché il Presidente della Repubblica potrà ricordare il fatto che da quell'evento disastroso la nostra regione si è risollevata come prima e più forte di prima. C'è una nuova sfida che ora attende la nostra regione, nuove difficoltà a cui reagire, un contesto internazionale che sta mettendo in ginocchio famiglie e aziende. No, sicuramente stiamo risentendo a livello di prezzi e quindi anche di competitività del nostro sistema produttivo, dell'aumento dell'energia, del petrolio, penso dei fertilizzanti e su questo stiamo anche valutando degli interventi come regione. Mi auguro però che la situazione possa andare a risolversi, sicuramente però gli effetti di quanto avvenuto ce la porteremo dietro per diversi mesi.